Va ora in onda Potere al Popolo. Ancora il buongiorno da Sammy Varin, stiamo per collegarci con il Senato, ma prima le ultime notizie purtroppo brutte che troveranno certamente spazio nelle cronache di quest'oggi. A Napoli cede l'impalcatura di un cantiere all'Arenella, morti 3 operai, un gravissimo incidente sul lavoro, gli operai sono precipitati dall'8° piano. Ansia per il ginnasta Bonicelli, è caduto dagli anelli ed è stato operato al collo, ora si trova in coma farmacologico. L'Italia ritira la sua squadra. Siamo sul sito del Corriere e tra le notizie che fanno capolino c'è certamente quella di due fratelli di 12 e 16 anni che a Milano sono stati rapinati e lasciati in mutande. Sono stati attaccati dalla baby gang con il cane. Un gruppo di giovanissimi nordafricani li ha attaccati. Questo ed altro chiaramente nel taccuino della giornata per la nostra controinformazione, collegamento con il Senato. Qui Parlamento. E siamo proprio sulla notizia, grazie alla senatrice della Lega Erika Stefani. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie Erika, siamo sulla notizia perché ancora sui quotidiani quest'oggi la situazione dei femminicidi purtroppo non si placa, ma negli ultimi giorni c'è stata questa buona notizia. Una volta tanto, e devo dire che succede abbastanza di rado, centrodestra e centrosinistra hanno detto tutti quanti sì, non c'è stato un astenuto, non c'è stato qualcuno che ha votato contro, sì bipartisan al DL sui femminicidi. Sei intervenuta e hai detto cose importanti, anche i nostri ascoltatori dicono cose simili, cioè che la morte di una donna è veramente una sconfitta per la società, ma soprattutto il femminicidio è diventato reato, e un reato diverso, attenzione, dall'omicidio, ed ha un valore di principio, con ulteriori nuove norme che rendono il reato ancora più allargato e insomma diverso però dall'omicidio. Ti chiedo Erika di spiegare di che cosa si tratta effettivamente questo femminicidio, dove abbiamo voluto lavorare su qualcosa che magari ancora mancava, e soprattutto il fatto che si sia trovata questa quadra anche con il centro-sinistra e con la sinistra. Non capita spesso. Sì, magari dobbiamo porci la domanda con me. Grazie, grazie. Abbiamo approvato questo provvedimento. Ora, il provvedimento non parla solo dell'introduzione del reato cosiddetto di femminicidio. Ci sono altre norme che sono veramente molto, ma molto importanti. Per certi versi io vorrei dire quasi più importanti che non l'introduzione del reato in sé del femminicidio. Non è, e lo dico anche agli ascoltatori, non è che oggi con l'entrata in vigore di questa norma, non è ancora norma, deve ancora passare alla Camera dei Deputati, non è che se uccidi un uomo hai una pena, se uccidi una donna hai un aggravamento, hai l'ergastolo. Non è così. Infatti in commissione abbiamo rielaborato il testo che era arrivato anche dalla prima lettura del governo, proprio per definire meglio la condotta. E in realtà oggi questo femminicidio è quando tu la morte la provochi con l'obiettivo di effettuare un atto di discriminazione o di prevaricazione, di controllo, di possesso, di dominio, o quando è una reazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto. Non sarà facile, ve lo dico già, non sarà facile né dimostrare il reato né difendersi dal reato, perché bisogna essere anche obiettivi. Perché si è introdotto però la norma? In realtà ci sono delle volte delle leggi che sembrano quasi avere uno spunto più per stabilire un principio. Oggi noi abbiamo un problema, c'è un fenomeno, non riusciamo ad arginare non solo gli omicidi, i reati di omicidio sulla donna,
ma non riusciamo anche a arginare anche degli altri fenomeni, no? Di stalking, di molestie, di maltrattamenti in famiglia. In realtà l'aggressore non va a guardarsi il codice. Cioè, io dubito che Turetta, prima di visto che è uno dei casi che ci ha più colpito, prima di uccidere Giulia Cecchettin sia andato a guardarsi il codice penale, vedere se prendeva la pena, la reclusione, i 24 anni o l'ergastolo. Cioè, difficile. Ma per quello dico che la parte importante di questa norma è in realtà quello che accade e quello che è stato previsto in via ulteriore. Facciamo un esempio. Ci sono dei reati odiosissimi, le mutilazioni genitali, la deformazione dell'aspetto fisico, ad esempio quando ti buttano l'acido, l'interruzione di gravidanza, quella non volontaria, ovviamente indotta. Se questi reati vengono fatti con l'obiettivo di esercitare un dominio, una discriminazione sulla donna, ci sarà un aumento della pena già prevista fino alla metà, cioè aumenta in modo enorme. Qui sì che facciamo un'opera educativa con la norma, perché nel momento in cui noi diciamo a coloro che vivono magari in contesti culturali dove è normale, se io ho una donna che la vedo che si sta emancipando, allora le butto l'acido sul viso così la deformo, che così non ha più la bellezza che può attrarre eventualmente, no, un'altra persona. Oppure ti faccio la circoncisione. Oppure ti faccio il revenge porn, uno degli altri reati, il revenge porn. O la violenza sessuale. Se io la violenza sessuale la faccio, non solo perché voglio fare la violenza sessuale, ma la faccio proprio perché voglio umiliare quella donna, perché è donna, no? Perché nel mio contesto culturale la devo distruggere, io ho un aggravante. Per quello, in realtà quello che abbiamo fatto in questo disegno di legge è dare un rafforzamento del codice rosso. Il codice rosso che è stato fortemente voluto dalle Lega, che è stato scritto da Giulia Bongiorno, e non cesseremo insomma di ringraziare, e io penso che molti dovranno ringraziare la Lega, perché abbiamo introdotto finalmente, al di là dei convegni, di quante chiacchiere, di quanti libri sul rispetto della donna, abbiamo introdotto delle norme vere. Io penso che la Lega ha fatto veramente un grande risultato, e non solo. Abbiamo ottenuto all'interno del provvedimento un ulteriore anche stato. E so che sembra strano, ma oggi ci sono alcuni contesti, no, le norme che lasciano degli spazi pericolosissimi. Ora, quando tu hai un aggressore, quando tu hai il tuo violentatore, quando hai quello che ti ha percosso, che magari ha gli arresti domiciliari, ha un obbligo di dimora, ha un divieto di avvicinamento, è in carcere o ha il braccialetto elettronico, ma se una di queste misure viene meno, viene attenuata, ma io parte offesa se non lo so, rischio, mi espongo, perché magari non sono pronta, non sono pronto, perché questo vale uomini e donne, ad adottare magari delle cautele ulteriori. Quello che sono stati accolti proprio degli emendamenti della Lega, che sono proprio finalizzati, quando viene ad esempio autorizzato magari il distacco temporaneo del braccialetto elettronico, e deve essere avvisata la persona offesa. E non solo, ma devono essere avvisati anche, cosa che non era prevista, anche i congiunti della persona offesa che è uccisa. Perché noi c'è tutta questa parte qua, il carcerato che è in carcere perché magari ha commesso un reato gravissimo che ha comportato la morte, no, della persona offesa. E io ho fatto quel processo lì dove sono venuti a testimoniare contro di me i familiari, la mamma, il papà, i fratelli. Cosa faccio? Rischio di voler vendicarmi, e quindi occorre mettere allerta anche i prossimi congiunti, ed è per quello che abbiamo previsto che nel caso in cui vi siano della revoca o un'attenuazione delle misure cosiddette coercitive siano avvisati.
parimenti nel caso in cui non siano confermate le ordinanze che dispongono magari le misure cautelari personali. Anche in questo caso chiediamo che siano avvisate anche la persona offesa. Vi è anche un'altra cosa inserita dentro, veramente di grandissimo interesse, ed è stato un frutto di un grande lavoro che abbiamo fatto, quando mi prendo anche un po' il merito anch'io, io e la senatrice Pucciarelli, che ci siamo un po' soffermate su un tema che è le droghe da stupro. Vi sono purtroppo delle sostanze anche stupefacenti, anche non tradizionali, che possono veramente alterare la coscienza. Queste sostanze, molte, vengono riassorbite prestissimo dal corpo, per cui il violentato, che magari è stato violentato uomo o donna, quando aveva la coscienza completamente alterata dall'uso di queste sostanze, magari prese inconsapevolmente, il tempo che ti rendi conto di quello che è accaduto, il tempo che prendi il coraggio di denunciare, il tempo che passa, voglio dire, certo che non è che in 2 giorni riesci a fargli prelievo e riesci a campionare. Vi sono invece delle nuove metodologie che possono permettere invece il rinvenimento di queste sostanze, dimostrare così che tu, nel momento in cui sei stato oggetto di questo atto di violenza sulla persona, eri in uno stato di totale di inconsapevolezza, o eri in uno stato a non poter difenderti. Per questa ragione è stato istituito, e quando diventerà legge sarà previsto, questo tavolo di lavoro presso il Ministero della Salute per elaborare i protocolli, affinché quando uno va dal pronto soccorso e denuncia questo tipo di fatti avrà la possibilità di avere un certo tipo di campionamento biologico, una conservazione di campioni biologici e un metodo per difendersi. Non solo, ma che siano fatte anche delle campagne informative, lo dico veramente anche tutti, anche i giovani. Allora, ai miei tempi c'era l'eroina, che sentivi parlare della cocaina e sentivi parlare degli altri, ma solo in ambiti così sembravano di magari pochi intellettuali. Oggi ci sono delle molto più insidiose, che magari sono delle sostanze che vengono utilizzate per un altro obiettivo, e magari quello che può sembrare qualcosa di assolutamente, non dico innocuo, però insomma non è una droga, per cui non mi sento nemmeno un drogato se l'assumo. Attenti, metanfetamine, anfetamine, e ve ne sono altre diavolerie, sono veramente pericolosissime, non solo per la propria salute, ma anche per la propria incolumità. Quindi grazie a questo emendamento della Lega che è passato, potremo anche su questo punto fare un altro passaggio, voglio dire, importantissimo per la tutela proprio delle persone. Assolutamente, vedete la fotografia che ha scattato la senatrice della Lega Erika Stefani, il femminicidio sì, ma tutto quello che può anche indurre, può anche portare a un femminicidio, come ad esempio la droga dello stupro. Io ringrazio Erika, come al solito sei stata preziosa. Buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi tutti, grazie ancora, buona giornata. Qui Parlamento. Sammy, ciao amici della radio, è un vero piacere potervi presentare questo brano che si chiama Il cuore sta male. Io sono Nem, sono stato già diverse volte su questa emittente radiofonica, conosco molto bene un caro amico Sammy, che appunto ti saluto calorosamente. E nulla, ascoltate questo brano, Il cuore sta male, è uscito con Orangle Music, è uscito il video da qualche giorno su YouTube e su tutti i digital stores è presente. C'è anche il mio sito web, se cercate NameMC trovate il sito web, trovate le mie prossime date, la prossima Pio Sas, e poi ce ne sarà una a settembre, e nel frattempo ci saranno alcuni live locali. Quindi buon ascolto, a breve ci saranno nuove release, una ogni 2 mesi, perché ho registrato 10 brani inediti che andranno in onda di 2 mesi in 2 mesi. Un abbraccio a tutti gli amici della radio e a te Sammy, grazie, da Nemo. Ama davvero con il tuo cuore, in tutte le circostanze.
Come faccio senza te sopra il mio petto? L'uomo è uomo, rispetto il detto, ma qui le lacrime sono finite adesso. Come una droga, non fa più l'effetto, ma nella mente i miei sogni riportano l'inconscio. Mi tradisce mentre dormo, mi punisce la mia penna che rallenta il battito, lo sfogo, il necrologio segue me con odio, giuro fumo e mi fa male il linfonodo. So che qualcosa dentro sta cambiando, sono lo stesso ma gli organi sono feriti, il cuore è fatto di 1000 cicatrici. Non c'è più carne, gente cerco tra gli uffici e non ti trovo, colpa mia per il lavoro, ma era un sogno, ama solo chi è geloso, fidati di me. Chi lascia fare un incoerente a casa lacrimare, fingendo che il rapporto vada al naturale. Il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male. Hanno vinto gli haters, usciti deboli. Tu mi piacevi sì, con i tuoi bigodi. Nessuno che comprende i vari lividi di circostanza. Quei sorrisi fingono, la gente è falsa. Io l'ho capito bro, sempre distratta dai suoi problemi. E so che per i nostri non hanno tempo mai, solo discorsi. Ciao caro, come stai? Per questo evito di stare in giro troppo, degli altri me ne fotto, alimento l'ego, altrimenti perdo. Ho la fortuna nell'addocchiare, di chi fidarmi so fiutare, ma qualsiasi cosa possa fare, distrarmi, addormentarmi o lavorare. Su ogni via in cui passo ho lasciato RNA, quei ricordi salgono come reflusso su. Il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male. Questi sono i rapper buoni, quelli che piacciono a Radio Libertà. Si fa chiamare Nem, lui è Andrea Caputi. Una storia finita male e però certo devi andare avanti a vivere. Mentre però la tua mente lavora, il cuore sta male. Carina, carina questa canzone, parla anche di tante esperienze che sicuramente avete vissuto. Il cuore sta male di Andrea Nem Caputi ci ha portato, certo, a stare male, perché qui c'è qualcuno in onda a quest'ora del venerdì che ti mette sul tavolo quello che è successo nella settimana e molto spesso quello che racconta non piace ai social dove andiamo in onda. Quindi salutiamo subito gli amici di YouTube e di Facebook che tra poco non sentiranno più nulla perché il social ci muta, come si dice, cioè ci zittisce, ma noi andiamo avanti sulle altre piattaforme, vai tranquilla, perché chi c'è a quest'ora? C'è Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti da Miss Censura. Allora, ufficialmente, se mi dici così, dai, il titolo me lo merito, penso, no? Minimo, anche perché ti hanno censurato così tante volte anche a te sui social che adesso devi apparire sotto false sembianze, poi ricorderai dove ti devono cercare i nostri ascoltatori. Intanto però ci porta la Chiara Soldani nella polveriera giudiziaria, ma anche nella violenza crescente. Ragazzi, vi ho appena letto la notizia di 2 ragazzini che sono stati lasciati letteralmente in mutande a Milano da un branco di nordafricani. Benvenuti a Milano, per fortuna abbiamo parlato anche con la senatrice Stefani, il femminicidio è stato approvato bipartisan, anche se devo dire, questa è una postilla che non è passata, però è giusto anche dirlo, il femminicidio varrà anche per chi
si percepisce donna. Sappiatelo, c'è un motivo forse per chi pensa male e per il fatto che anche la sinistra abbia approvato bipartisan questo provvedimento. Sto scherzando, sto ridendo, non si ride davanti a queste cose gravissime. Mi zittisco e non so proprio da dove partirà Chiara Soldani. Vai Chiara! Grazie Sammy, ovviamente stoppami tu quando abbiamo raggiunto il limite massimo per questo excursus, diciamo così, nelle notizie principali della settimana. Partiamo da Milano, che ormai diciamo è il nostro fiore appassito all'occhiello in realtà, perché possiamo definirla non da oggi chiaramente un po' Giano Bifrontica, a maggior ragione in virtù appunto di questa polveriera e vicenda giudiziaria che chiaramente viaggia su binari paralleli rispetto a quella che è un po' la realtà fattuale dei comuni cittadini, nel senso che chiaramente lo ribadiamo sempre, garantisti, staremo a vedere come evolverà questa situazione, questa vicenda, con Beppe Sala che chiaramente non lascia la poltrona, anzi ribatte dicendo che Milano abbia bisogno dell'aiuto di tutti, ivi compreso lui. Insomma, probabilmente è un po' il contrario, perché Milano avrebbe bisogno di un sindaco sintonizzato sulle stesse frequenze dei cittadini comuni, appunto, che vivono la realtà dei mezzi, la realtà degli affitti che sono improponibili, a meno che uno non abbia uno stipendio particolarmente importante, però insomma sappiamo che la media nazionale degli stipendi insomma lascia un po' anche a desiderare, e soprattutto c'è il problema sicurezza, un problema che non viene in alcun modo arginato, anzi ogni giorno è praticamente un bollettino di guerra. Oltre a quello che hai giustamente anticipato, Sammy, ci sono state anche altre vicende particolarmente violente in queste ultime giornate. Per esempio domenica mattina alle 6:30 sulla M1, quindi la linea rossa Conciliazione, un peruviano è stato brutalmente aggredito da due aggressori, uno invece filmava, quindi c'è sempre un po' questa dinamica anche della narrazione social, della testimonianza, no? Di chi con lo smartphone registra un po' come fanno i Maranza, insomma, e poi eventualmente anche carica sui social questi video violenti. Insomma, è stato aggredito affinché potesse levarsi, diciamo, questa maglia sportiva che lui stesso indossava, maglia di calcio del club universitario de Deportes, che è appunto una squadra di Lima. È stato aggredito in maniera veramente brutale, malmenato, quindi anche in questo caso ovviamente stiamo parlando di violenza in metropolitana sui mezzi pubblici, un'insicurezza che tutti quanti noi viviamo in realtà sul fronte borseggiatrici, ma non soltanto, con i Maranza, con coloro che appunto aggrediscono e tante volte insomma anche a livello fisico nei confronti delle ragazze e delle donne hanno anche degli atteggiamenti molesti. Un altro episodio, probabilmente se vogliamo definirlo anche più grave possiamo, perché stiamo parlando di una persona tuttora ricoverata al San Gerardo di Monza, un 32enne, uno psicologo che stava aspettando il tram in viale Fulvio Testi, è stato addirittura colpito con un fendente alla schiena. Quindi diciamo che ha rischiato veramente grosso. Insomma, si ritrova tuttora in una situazione particolarmente critica, tant'è che, come detto, appunto è tuttora ricoverato, e quindi stiamo parlando davvero di una situazione che non può essere più tollerata. Gli aggressori, due di seconda generazione, quindi gli italiani di seconda generazione, chiaramente qui non vogliamo fare un discorso di matrice razzista, perché poi i buoni e cattivi ci sono ovunque, però è chiaro che sia sempre un po' reiterata, no, questa modalità, e chiaramente cambiano gli interpreti, però poi tutto sommato se vai a vedere, se vai a scavare, provengono sempre un po' dallo stesso substrato, diciamo, culturale, definiamolo così. Parlando invece appunto del femminicidio che diventa reato, il decreto legge che appunto è stato, il disegno di legge che è stato approvato al Senato e che passerà poi alla Camera, con l'introduzione dell'articolo 577 bis del Codice Penale, che appunto, come giustamente dicevi Sammy, introduce il reato di femminicidio con l'ergastolo appunto per chi si macchia di questo reato, come detto. Sicuramente è un passo importante, perché lo sappiamo, di fronte a certi argomenti non possono esserci divisioni sul fronte politico, e questo penso che sia un discorso di buon senso, quindi da questo punto di vista questa
unione di intenti che viene anche applaudita da Ignazio La Russa, chiaramente ci fa piacere per quanto l'argomento sia estremamente delicato e sensibile. Però senza voler fare chiaramente una polemica, dobbiamo anche ricordare che esista la violenza nei confronti appunto degli uomini. Non se ne parla, noi ne parliamo sempre, anche venerdì scorso ne abbiamo parlato, e ci sono anche dei dati UE di Eurostat molto significativi che parlano dei suicidi nell'Unione Europea, quindi insomma nei paesi dell'Unione Europea. Il 76% è uomo, quindi appartiene appunto alla categoria maschile di coloro che si suicidano, mentre il 24% sono donne. Quindi questo ci restituisce anche un po' effettivamente le difficoltà oggi dell'essere uomini, anche perché l'uomo sappiamo che praticamente viene sempre considerato il carnefice, a prescindere dalla sua effettiva colpevolezza. In caso di colpevolezza ci mancherebbe altro, non ci può essere neanche la benché minima compassione di fronte a certi reati e a certe violenze. Però insomma ricordiamo anche che per quanto non se ne parli, non ci siano purtroppo dei dati ufficiali, non possiamo solo basarci sulle statistiche, perché ci sono uomini uccisi, c'è il cosiddetto maschicidio, che ovviamente è un tabù totale non soltanto tra le femministe ma un po' in generale, non se ne può parlare quasi da nessuna parte. E in questo caso però non c'è l'ergastolo, non è previsto l'ergastolo, quindi poi ci sono le attenuanti, ci sono gli sconti di pena, quindi purtroppo diciamo che c'è un po' una bilancia un po' squilibrata effettivamente, per quanto ribadiamo appunto questo decreto di legge sia molto molto importante e chiaramente sia una notizia, se vogliamo, positiva. Per quanto riguarda invece altre notizie che sicuramente fanno da un lato arrabbiare ma dall'altro meno e che sono altamente sensibili sul fronte censura, torniamo a parlare un attimo di Covid e del famoso Green Pass, quindi facciamo un passettino indietro a proposito di pass e torniamo al 30 gennaio del 2022. Cosa è successo? A fronte dei vari controlli che ci sono stati, appunto della verifica del famoso Green Pass, che noi, aperta e chiusa parentesi, abbiamo praticamente sempre un po' contestato in controtendenza, oggi arriva una notizia importante e appunto positiva. Insomma, giustizia è stata fatta, prosciolto uno chef barese che si era opposto appunto a questi controlli. Si tratta di Michelangelo Balzano, che era ovviamente stato visto come uno dei tanti complottisti, Novax, quindi insomma tutti gli appellativi del caso, e ai controlli che lui aveva deciso insomma di eludere in maniera comunque legittima, ricordiamolo, è stato appunto assolto poiché il fatto non sussiste. L'episodio, come detto, del 2022 aveva legittimamente deciso insomma di non sottoporsi, tra virgolette, a questi controlli. Insomma, questa sentenza che chiaramente insomma non fa una differenza sostanziale, però ha un messaggio, contiene anche un messaggio, un significato molto importante, è pronta a fare giurisprudenza. Quindi insomma diciamo che sappiamo benissimo, per i vaccini, per il Green Pass, tantissimi sono stati presi di mira e speriamo insomma che questo episodio possa rappresentare un precedente positivo per tutti coloro che sono stati ingiustamente accusati, insomma, e visti un po' come dei criminali, anche se legittimamente esercitavano l'esercizio della libertà, che purtroppo, caro Sammy, non nel nostro caso, però molto spesso viene compromesso. Mi sembrava che non ci avessero ancora bloccato sui social, ecco, ora è avvenuto, perfetto, e quindi eccoci. Tutto è compiuto. Grazie. No, scherzi a parte, è importante anche perché ne parla praticamente soltanto un quotidiano, il quotidiano La Verità, di queste argomentazioni, e quindi è importante magari ogni tanto pompare un qualcosa che non si trova da altre parti e naturalmente chissà come mai. Chiara Soldani, ci siamo ancora anche venerdì prossimo, sì, dovrebbe essere l'ultimo venerdì prima della pausa, perché poi in agosto effettivamente ci fermiamo, tanto immagino che tu andrai avanti a scrivere sui social, su leggifuoco.it, c'è qualcosa che bolle in pentola, poi anche su altre canalizzazioni, se vuoi ricordarlo, io faccio pubblicità a tutto quello che fa la nostra Soldani e quindi apro i microfoni a qualunque soluzione, basta sentirti. Chiara, cosa bolle in pentola?
Bolle in pentola sempre il nostro lavoro di informazione, e a proposito, visto che hai citato verità e libertà vanno molto d'accordo, no? Quindi noi cerchiamo sempre un po' di scoperchiare questi vasi di Pandora e insomma anche impegnarci nel sociale, perché poi è chiaro che sia molto importante, Sammy, penso che tu sia d'accordo, fare informazione, controinformazione, però bisogna anche mettere in pratica, no? Quello che diciamo, quindi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di impegnarci. Ci saranno molto probabilmente adesso nelle prossime settimane, poi ci aggiorneremo anche seduta stante delle novità, e poi dai anche un po' di meritata vacanza, e soprattutto per te, Sammy, meritatissimo riposo, spero in agosto. Grazie, basta che non sia eterno, vedete che la Soldani no. non si vuole sbottonare, per cui no, però cercatela sui social. Cosa bisogna scrivere su Instagram? Attenzione, qui Chiara con la K _SOUL, e sì, mi dovreste trovare, e poi faremo sempre il post congiunto, magari con qualche ricettina, con qualcosa di leggero e non censurabile, Sammy, se no qui veramente una censura su ogni fronte, e dai, insomma, va bene che sono delle medaglie, però bisogna anche essere reperibili da qualche parte. Bisogna pur farle vedere ste medaglie. Esatto. Grazie, Esatto. come sempre, Chiara Soldani, a venerdì prossimo. A te, Sammy, un abbraccio e un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto, voglio farvi un'offerta davvero straordinaria. Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni alla bava di lumaca, con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo. Quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere. Allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, ho fatto i tre vasettini, 3,59 €. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 € uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha il reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora, facciamo una bella cosa. Io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate. 3 flaconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 €. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
che non mi aiuterai, porti solo guai. Il fatto è che mi piace, tu lo sai. Ora so che non vorrei tornare mai nei soliti guai. Io nel panico sei come un segno su di me, nascosto mai nelle biglie. Luci che piovono sopra di te, mi baci e te ne vai. Ora al telefono e parlo di noi, ma tu non chiami mai. A rischiare di volermi ancora e scrivermi che fai. Ora voglio solo un altro drink. Non ritrovo la mia amica e non mi aiuterai, porti solo guai. Il fatto è che mi piace, tu lo sai. Ora so che non vorrei tornare mai nei soliti guai. Io nel panico sei come un segno su di me, nascosto mai nelle biglie. Questa notte non ho più risposte, mi fai andare in crash. Quante corse io non avrò colpe, voglio solo te. Io nel panico, sei come un segno su di me, nascosto mai nelle biglie. Sei come un segno su di me, nascosto mai nelle biglie. Ce la siamo ballata tutta quanta questa Indelebile della cantautrice Cecilia La Rosa da Canolo, in provincia di Reggio Calabria. Un amore fugace che lascia però il segno, anche se è durato soltanto una notte. Ce la siamo anche ballata, visto che poi è l'argomento dell'estate. Non c'è stato il tormentone dei big quest'estate. E allora scegliete gli indipendenti, cercate sugli store digitali o anche su YouTube Indelebile di Cecilia La Rosa e magari inviatelo al vostro amico, alla vostra amica, al vostro lui, alla vostra lei, dicendo: senti come pompa questo pezzo. E a proposito, la Cecilia La Rosa gira in tournée e il 2 agosto aprirà il concerto dei Ricchi e Poveri a San Michele di Bari. Il 6 di agosto aprirà il concerto dei Mattia Bazzar a Bagnara Calabra. Il 9 agosto a Melito Portosalvo il concerto dei Tiro Mancino. L'11 di agosto sarà ad Asiago, il 19 ad Alassio in provincia di Savona. Ah però! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, signori, è l'ultima settimana, la prossima, poi un po' di vacanza giustamente la prenderò anche io. Vi ricordo a voi fan di Sammy Varin e soprattutto della rassegna stampa che sto conducendo in questo periodo storico, che dalla prossima settimana inizieremo alle 8:30 la rassegna stampa, non più alle 7:30, faremo dalle 8:30 alle 10:30. Dopo di me arriverà Antonino Danna con la sua capitaneria di Porto fino alle 12:30 e poi via via gli altri colleghi del pomeriggio. Appuntamenti da non scordare targati Lega e vai con Roberto Vannacci. Il generale Vannacci sarà alla Versiliana domani, sabato 26 luglio alle 18:30 con ingresso libero. Chiaro che se siete in vacanza in zona marina di Pietrasanta, che fate? Non andate ad ascoltare Vannacci? Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario federale della Lega, con
Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Domani, 26 luglio alle 18:30 a Incontri al Caffè presso il Festival La Versiliana, Viale Morin 16, Marina di Pietrasanta. Luca, direi che è un qualcosa da segnalare anche a parenti o amici che magari si trovano nella zona. Lega per Salvini Premier invece vi invita a un altro evento che è uscito da poco, il 28 luglio, un convegno con Matteo Salvini, la società civile e le categorie produttive milanesi. Vi aspettiamo lunedì prossimo 28 luglio alle 18 al convegno Milano Futura Costruiamo Insieme Milano, un appuntamento dedicato al confronto aperto con Matteo Salvini, la società civile e le categorie produttive milanesi. Dai che salta fuori il nuovo sindaco, ragazzi. Un momento di dialogo concreto per parlare del futuro della città di Milano, dei suoi bisogni, delle sue opportunità. Un convegno che si tiene presso il ristorante Savini, non Salvini, Savini, insomma conosciutino, con ingresso gratuito da via Ugo Foscolo 5 a Milano. La partecipazione è gratuita, ma ci vuole la registrazione, quindi cercate Lega Salvini Premier su Facebook, tranquillamente ci si può prenotare. A fine evento c'è anche un rinfresco. Lunedì 28 luglio ore 18 si parla del futuro di Milano con Matteo Salvini. Visto quello che succede, magari cominciare a guardare al futuro. Segnalazione importante non passata su molti giornali, nuovo codice della strada, anzi c'è qualcuno che dice l'opposto, signori. A 7 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, meno 10,6% di morti, meno 3,6% di feriti, meno 8,4% di incidenti mortali. Sono dati ufficiali, signori, e non alcune cose che raccontano i quotidiani. Le segnalazioni che mi state inviando anche voi stessi al 340 6709 659. Beh, certo, a proposito di quello che è successo a Milano, non possiamo non sentire un famoso guru di sinistra e sentite che cosa spara un certo Bersani. Sentite. Allora io mi chiedo, ma cosa aspetti a dimetterti? Ma io ricordo esempi che con problemi infinitamente sul minori caso Toti, si sono dimessi. sul caso io non credo Toti, che uno che sa una consiglio di garanzia debba dimettersi, sul caso Sala, e la magistratura faccia tranquillamente il suo lavoro. Cioè, ragazzi, sul caso Toti si deve dimettere, sul caso Sala no, non c'è bisogno assolutamente che si dimetta, ci mancherebbe altro. La coerenza della sinistra, ma noi abbiamo tanta pazienza, è vero? Come no? Appuntamenti da non scordare targati Lega, ricordate, signori, si avvicina la festa della Lega di Colico, 1 e 2 agosto a Colico sul lago, a 2 passi dalla Valtellina, ma anche da Lecco, presso il Pala Legnone in Viale Padania. 1 e 2 agosto Festival Lago e Valli con importanti personalità politiche della Lega e dei Movimento Giovani di Lecco. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega nella Bergamasca, signori, ce ne sono così tante di feste, non c'è che l'imbarazzo della festa, ma l'imbarazzo della festa, davvero. Il 22 fino al 31 di agosto, questo è il festone forse più lungo, a Bolgare, in provincia di Bergamo, presso il Parco Nochetto, festa della Lega. Dal 21 al 25, festa della Lega anche a Verdello, area feste. Ad Algua, presso il centro sportivo di Rigosa, festa della Lega il 23 agosto, da mettere sicuramente in programma, così come da mettere in programma il 31 luglio, manca poco, la festa della Lega Romagna a Cervia, da giovedì 31 a domenica 3 agosto, e il 31 luglio alle 21 arriva Matteo Salvini. Cos'altro si muove sul territorio? Io vi invito sempre a visitare il sito legaonline.it. Qui trovate veramente tutti gli eventi targati Lega, soprattutto le ospitate televisive, ma certamente se siete sul territorio, se siete in zona,
le mutande della Lega, però no, della Lega, no, della radio della Lega, così dicono i malpensanti, ma non è vero. Le mutande con su scritto Libertà. Chi ci guarda in radiovisione sui social le sta vedendo in questo momento e sono un oggetto di culto. Mi continuate a scrivere: io le voglio XL, io li voglio large, io le voglio. Allora ce ne saranno pochissimi esemplari, perché non siamo Temu, non siamo quei siti dove si comprano. No, ne abbiamo fatte pochissime, però a Pontida ci saranno. I primi che arrivano se le portano via. Il 21 di settembre al grande evento nazionale della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo, tra i gadget di Radio Libertà al nostro stand ci saranno le mutande da uomo e da donna, altre non ne abbiamo fatte, con su scritto Libertà. I primi che arrivano o che le prenotano, certamente. Se non potete venire a Pontida, mandate un emissario, mandate qualcuno, un collega di lavoro, un amico, un collega della sezione, gli dite: "Uè, appena arrivi passa dallo stand di Radio Libertà il 21 di settembre a Pontida e prendimi le mutande." Tu dici proprio le mutande? Beh, questo è un qualcosa di esagerato che abbiamo voluto inventare grazie alla fantasia del Marco Grimoldi, che ci dà una mano proprio nel settore gadget. Ma guarda un po' questo. E questo è un gadget serio, e questo lo vorrebbe anche Simone, assolutamente un qualcosa che in cucina ci sta benissimo. L'orologio, c'è anche il coso dietro, il gancetto per appenderlo, l'orologio in vetro presso fuso. Questa è una bottiglia proprio, una bottiglia che è stata pressata con il simbolo di Radio Libertà. Orologio vero, non è finto, gira davvero la lancetta, e questo è un regalo bellissimo che potete fare al vostro amico celodurista leghista o farlo a voi stessi. Quanti esemplari ne abbiamo? Non molti, forse una ventina di questi orologi, anche perché non sono miniaturizzati e sono della grandezza di una bottiglia, quindi è roba bella, ringraziando gli artigiani montanari che ci hanno dato una mano, gente di montagna, a inventare questo bellissimo gadget da collezione, l'orologio in vetro presso fuso di Radio Libertà. Ce ne sono un fracco di cosine carine e adesso non è che dobbiamo pensare sempre soltanto alle mutande, ragazzi. C'è anche l'orologio di Radio Libertà, quello normale, non vogliamo bottiglie strane, no, ma è un orologio da collezione con le firme di tutti i colleghi di Radio Libertà, compreso il direttore Giovanni Sallusti, compreso Giulio Cainarca, compreso c'è un certo Sammy Varin, c'è Vincent, ci sono tutti, i registi pure i registi, qualcuno che non ha ancora firmato mi pare, perché ha paura che siano cambiali, Simone. No, è un orologio, il problema è che ne abbiamo solo due. Perché non possiamo far firmare 25 orologi allo staff della radio, mi diventano matti. Allora abbiamo 2 orologi, di quelli chiaramente da parete, da appendere, con le firme dello staff di Radio Libertà. In questo caso non li darò ai primi che arrivano, ma a quelli che ci offrono di più. Un contributo volontario per aiutare Radio Libertà. Si parte dai 10 euro. Se mi arrivate a 20, 30, 40, 50 euro come sostegno alla nostra emittente, l'orologio è vostro e ne abbiamo solo 2. Ce n'è qualcuno in più? Certo, di questi. E questo va bene, ok? Uno l'ha già prenotato Simone. Questi sono ventilatori a mano, perché noi siamo amanuensi, ecologici, ventilatorini carini che sembra un lecca-lecca. Leccami il ventilatore. Tu fai così, picciu e gira la rotella e ti fa aria. Se il 21 di settembre a Pontida, nel grande evento della Lega, dovesse fare caldo, questi ventilatori a mano con scritto Radio Libertà vi saranno molto molto utili. Dove sono gli ombrelli? Mi hanno fatto sparire gli ombrelli. Sappiate che ci sono anche gli ombrelli con scritto Radio Libertà
10 ce ne sono, quindi è chiaro che dovete arrivare presto, o comunque li dovete prenotare, mini ombrelli, quelli piccolini, quindi nel caso dovesse piovere a Pontida, sappiate con quegli ombrellini non vi bagnate, fate pure i fighi, perché c'è scritto Radio Libertà sulla copertina. Mi dicono che c'è Claudio Borghi, non qui ma a Catanzaro Lido, non l'ho ricordato negli appuntamenti, lo ricordo adesso. Questa sera, ore 18:30, Claudio Borghi Aquilini è in Calabria. Catanzaro Lido, presso il chiosco, via Gaspare Toraldo. Dialogheranno con lui Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale Calabria, Serena Notaro, presidente del Consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro, e Eugenio Riccio, consigliere comunale provinciale a Catanzaro. 20 anni di sovranismo, l'ultimo libro di Claudio Borghi. Se lo volete con la firma di Claudio, non mancate, questa sera ore 18:30, Catanzaro Lido. Sì, anche questa, ragazzi, oggi Castelnuovo Scrivia, signori, stavo per dimenticare la quarta festa della Lega Bassa Valle Scrivia, con il capogruppo della Lega e segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari, Enrico Bussalino, assessore regionale Piemonte, Marco Protopapa, consigliere regionale Piemonte, Lino Pettazzi, che è segretario provinciale, Federico Chiodi, sindaco di Tortona, e Mirko Villani, segretario Lega sezione Bassa Val Scrivia. Appuntamento per questa sera a partire dalle ore 19, una pericena a Castelnuovo Scrivia Alessandria, presso le piscine di Castelnuovo, con ingresso libero. Quarta festa della Lega Bassa Valle Scrivia. Tra gli eventi da non scordare c'è anche lo Spiedo Padano. È chiaro che chi non riesce a venire a Pontida non può mancare allo Spiedo Padano di domenica 14 settembre. Cosa ridi? E Simone ride della foto di Sammy Varin. Sono bellissimo, ragazzi, sono bellissimo. Ci sarò anche io, infatti, domenica 14 settembre a pranzo presso il ristorante Birreria La Loggia, che si trova a Rovato, in provincia di Brescia. Lo Spiedo Padano è famoso in tutta Italia, ma soprattutto come lo fanno a Brescia non lo fa nessuno, perché lo fanno solo lì, e bisogna prenotare, certamente. Chiamate Alex Sirani, 338 31 48 110, o cercate comunque Alex Sirani, Rita Padana sui social. Bella idea per chi magari non riesce ad arrivare la domenica dopo a Pontida, perché c'è casino, perché magari avete impegni, non potete venire a Pontida. Venite domenica 14 settembre allo Spiedo Padano di Rovato Brescia. Ci sarà lo stand di Radio Libertà, ci sarà Sammy Varin con il Marco Grimoldi, avremo i gadget di Radio Libertà che la settimana successiva porteremo a Pontida, quindi potreste arrivare prima e beccarvi i più belli. Non dico altro se non che quest'oggi a Trissino, Vicenza, grazie alla Lega, decreto sicurezza è legge. Ore 20:30 questa sera presso Informa Giovani di via Manzoni 10 a Trissino, in provincia di Vicenza. Me ne vado davvero, sì, me ne vado, ricordandovi naturalmente che è una minaccia, augurandovi il buon weekend. Io ritorno in onda lunedì, non alle 7:30, la consueta rassegna stampa partirà in orario molto estivo alle 8:30. Grazie a Simone e regia, alla prossima. Avete ascoltato